Fiosse, ciao Fiossi, bentornati sul canale, benvenuti in questa nuova escursione. Dietro di me c'è il Monte Serva e siamo su una zona che, se avete visto il mio video Bus del Buson, salto nel Neolitico, già riconoscete. Qui è dove si scende per andare al Bus del Buson. Abbiamo parcheggiato come l'altra volta a Casere Bordot, appena sopra Belluno, e oggi la direzione è di là, si scende per il Bus del Buson, di qua andiamo in cerca del bivacco Medassa. Seguiteci, ciao ragazzi! Piccolo disclaimer, penso non si dica così. Il parcheggio, come ho detto l'altra volta, è molto piccolo. Infatti questa mattina, a che siamo arrivati tardi, perché sono più o meno le 9:15, vabbè, fa fresco, 0 gradi, e c'era fatalità un posto macchina, sembrava proprio riservato per noi. Però quindi sì, insomma, mai fare affidamento sul posteggio perché è tanto piccolo e ci sono pochi posti. Andiamo avanti. Qua c'è un piccolo pezzo col cordino, forse perché è un po' più esposto rispetto al resto. Alta via numero 1 e via andare. Giornatina top, sole, 0 gradi alla partenza, ma camminando si sta da Dio. C'è anche qua un soldato. Lì abbiamo il Monte Pelf, lo Schiara, e qua piccolo c'è la Gusella del Vescovà, eccolo lì, proprio quello lì, questo, tac. E noi scendiamo verso il torrente. Dopo all'incirca 45 minuti comodi si arriva a un bivio. Da una parte si va a Casera ai Pez e noi seguiamo sempre 501 verso il rifugio Settimo Alpini. Scendendo lungo il torrente Ardo c'è anche una bella fontanella a forma di cigno, sembrerebbe. Eccoci qua, dopo un'ora esatta di camminata turistica, quindi in tranquillezza, arriviamo al torrente Ardo e al Ponte Mariano, che onestamente non so cosa significhi Ponte Mariano, però il torrente è molto carino, acqua limpidissima. Siamo nel fondo valle e di qua ci sono un po' di cartelli. Ecco, un'ora giusta. Casa Bortot, un'ora. Rifugio Settimo Alpini, 2 ore e 15 da qua, ma noi andiamo da un'altra parte. Mi sa che andiamo giù di qua noi. E invece no, ho controllato sulla app e noi continuiamo su per di qua, sempre sentiero 501. Qui salendo incrociamo i resti della casera degli Albrecht. Praticamente 2 muri che sono rimasti. Andiamo su
sempre seguendo il sentiero 501. Abbiamo incontrato loro che li avevamo beccati poco più su, sempre sul sentiero del Settimo Alpini, e mi hanno detto no, ma di qua si va solo al Settimo Alpini. Infatti poco prima avevo visto io un piccolo bivio sulla destra che indica bivacco Medassa, ma mi sembrava troppo piccolo il sentiero. Ho detto vabbè, niente, tornati indietro, prendiamo il biglietto per il Medassa e via andare. Allora, diciamo che una volta preso il bivio il sentiero comincia a tirare un pochino, si riduce a una traccia neanche tanto segnata, nel senso segnata ma con tutte le foglie sopra, comunque è abbastanza ben segnalato con segnali sugli alberi. Alcuni punti sono un po' da mezza arrampicatina, comunque da mettere giù le mani, ma si va avanti tranquilli. E niente fiossi, niente fiosse, non tutte le ciambelle riescono col buco e bisogna sempre saper arrendersi. Poco dopo aver intrapreso il sentierino con la deviazione per il bivacco Medassa, il sentiero è non tanto bello. Ci sono 3-4 punti abbastanza esposti e adesso con tutte le foglie che ci sono per terra non è proprio il massimo. Quindi magari riproveremo questa primavera o quest'estate. Nel frattempo, per tirarci un po' su di morale, ci siamo fermati su uno spiazzetto e ci facciamo 2 mini hot dog tanto per rasserenarci un po' e poi torneremo verso la macchina. Peccato, però essendo un sentiero che non è tanto battuto probabilmente è così, bisogna farlo probabilmente d'estate ovviamente, soprattutto quando sono le giornate più lunghe, perché ormai sono già è già l'una, e anche avventurarsi per quest'altro sentiero che deve essere sempre una deviazione, perché qua c'è l'altra deviazione per il sentiero 507 che porta a Casera Palazza, che non ho idea se sia una casera intera, se sia rudere o che poi si ricongiunge sempre al bivacco, però è lunga, siamo partiti tardi, le giornate sono corte e quindi adesso mangiamo qualcosa e poi andiamo a negozi. Andiamo a negozi a comprare il giubbottino, amore mio, così poi sei contenta? Cara mio amore. Dai, era pericoloso. Era pericoloso, lei non se la sentiva, io non potevo abbandonarla, lei voleva tornare indietro da sola, io andare da solo, no. Si va insieme, si torna insieme, quindi bisogna sapersi arrendere. E adesso... No, bustine di maionese. Maionese. Bustine di ketchup e via andare. Qua sfrigolea. Sì, mai paura, perché non si può far vedere solo le cose che riescono, si fanno vedere anche le cose che non finiscono come vogliono, come dovrebbero andare. L'importante è non perdersi d'animo e trovare sempre la parte positiva anche nelle cose negative. Hot dog fatti, pronti, ketchup, via. Buone. Com'è? No. Buono. E giusto da quelli tirolesi qua. Buoni. La terra. Non so se pubblicherò o no questo video, quindi se arrivate fino a qua e vedete vuol dire che l'ho pubblicato. Comunque peccato, perché mi sarebbe piaciuto arrivare fino al bivacco,
però effettivamente c'erano alcuni punti che sì, erano un po' discutibili e qualcuno che ha il coraggio anche di ammettere cucciola ha preferito non affrontare perché non se la sentiva, quindi è andata così. E niente, ti dico solo che la chiavata di questo giro è, sebbene arrivare al bivacco sarebbe stato figo, che il ritorno è tutta salita, cioè perlomeno dal bivacco fino al bivio è discesa, poi dal bivio alla macchina è tutta salita. Bene ragazzi, oggi è andata così, fine. Mi sa che ci vediamo la prossima volta in una giornata più fortunata. Ciao Lelo, ciao Fiossi e ciao Fiosse.